amici appassionati di futsal e benvenuti con un Dino Baggio per Roblox dal Palamazzalovo con la marca di Mr. Regondi che ha estrema necessità di trovare punti per rialzarsi. Di fronte a sé c'è però il Pupi di Verona in ottima forma e reduce da 3 vittorie consecutive. Sabatino la lascia lì a Buxa che cerca Olivotto in mezzo, ancora Sabatino, raccoglie Pasquale Marotta, oltrepassa la metà campo, sterza ancora una volta sinistro, destro, ubriaca l'avversario, poi alla fine passa Marotta, è libero da solo Buxa che ha tempo di controllare, girarsi e mettere alle spalle di Bresolin. Sabatino, Marotta, stop and go, ma sbaglia il passaggio al compagno, poi ancora Dalla Valle che riconquista, incrocia Dalla Valle. Marotta aspetta il Raji d'esterno da Buxa che è al centro, ha tempo di girarsi, Buxa poi la può appoggiare, Buxa cerca invece il secondo palo. E quando mancano 13:37 a fine primo tempo fa 2-0 il Pupi. Piovente, il campanile che poi scende e tocca gli uomini in panchina. Così come tocca a voi andare nel link in descrizione e osservare tutti i dettagli delle mix card di Roblox. Torniamo alla rimessa con il Pupi. Dalla Valle verso la porta, la palla entra. Esultano i giocatori del Pupi. Attenzione perché c'è da capire se è stata toccata dall'estremo difensore della marca Bresolin questa palla. L'altro assistente riferisce che è stata toccata, è stata deviata questa palla e quindi il gol del Pupi che vale 3-0. Raji per supporto Ismail e Raji, il tocco del 10 per il 9. Non scende in tempo Rodaro e la marca accorcia le distanze, fa una... Ancora Ismail e Raji in agguato. Tocco invece fuori da Fraccaro che ha spazio per cercare la porta. Il tuffo di Rodaro. Lima, Fraccaro di prima, Garbuio prolunga, da Lima l'uscita di Rodaro. Zandonà si ferma e va a sinistra sulla laterale dove c'è Garbuio che ha Marotta alle spalle, la pressione resta comunque viva la palla per Zandonà. Marotta si gira per puntare la porta, poi litiga col pallone, quindi Garbuio gliela porta via. Garbuio, una finta al destro di Nureddin El Raji, il filtrante di Garbuio, accorcia ancora la marca. Messa per Marotta con Dalla Valle che fa un grandissimo numero, prolunga ancora Dalla Valle. Olivotto può andare in pressione Fraccaro, invece gli lascia spazio, quindi Olivotto su Garbuio resiste anche da terra. Olivotto una mischia, alla fine arriva Dalla Valle, si concentrano tutti su Olivotto, la palla sfila e Dalla Valle la insacca. Fraccaro imposta, scende Marchiori, Fraccaro cerca l'uomo profondo ma sbaglia, quindi Olivotto, Bresolin 2 volte, miracolo. Segue Dalla Valle, Raji prova a far andare Zandonà con il tacco, ma interviene Sabatino in lettura. Sabatino, Bresolin. Rodaro alza lo sguardo, il lancio profondo a cercare Marotta, ottimo l'aggancio del 19, di fronte a lui Bottega. Marotta una serie di dribbling, lo disorienta. La conclusione che vale il gol del 5-2. Nureddin El Raji, c'è a destra Zandonà, El Raji al centro, Bottega a sinistra, Garbuio verso la porta, salva Dalla Valle. Bottega ha 2 maglie nere di fronte a sé, Sabatino interviene, Garbuio a lottare su questo pallone, esce Marotta e poi ne salta 2, Marotta da solo contro Zandonà, Marotta! Il contropiede del Pupi che fa 6-2. Ancora 8 minuti e 29 per la marca. El Raji, Bottega, Garbuio, Rodaro si tuffa, Dalla Valle lontana. Dialogano i 2, ancora Umana poi va da Zandonà, restituisce al 19, allarga tutto, Fraccaro con l'inserimento che arriva da parte di Ismail El Raji, deve solo insaccare in porta. Rodaro, lancio lungo a cercare Marotta, lascia rimbalzare questo pallone al 19, poi prolunga per Dalla Valle. Bresolin raccoglie ancora Marotta da fuori, una finta Marotta, apre il sinistro e fa 7-3 Pupi, la tripletta di Marotta. Ismail El Raji non ci arriva, ma un esuberante Marotta gli ruba ancora il pallone, l'accomoda per il sinistro facile di Buxa. Marotta on fire e Buxa ringrazia. 8-3 Pupi. 2 minuti e 13 al termine. Bottega va verso il centro del campo, cerca il compagno profondo, la deviazione favorisce il destro di Garbuio, nota, la tocca e Bottega a rimorchio arriva col mancino, deve solo appoggiare in porta il gol che vale 4-8. Corner marca Patrick Lima e Zandonà, la palla è fuori però da Bottega che sterza, poi se la accomoda sul destro. Gran botta di Bottega, responsabilità anche di Nota. La marca 1 minuto e 15 per fare 3 gol. Nota va lungo a cercare Buxa, stop di petto di Buxa, poi numero con il tacco, esce Bresolin. Finisce così l'incontro, sta per arrivare la sirena al Palamazzalovo di Montebelluna.
Altri 3 punti fondamentali per la squadra di mister Vincenzo Bottini, che allunga così sulla zona play-out, situazione diametralmente opposta per la Marca, che non riesce a trovare il risultato, finisce 8-5 per il Pup.